Cosa è successo, amico spezzatino? Che hai preso 4 babà, 4 sfogliatelle oppure 4 mozzarelline e bufola? Ma c'ha tutti, amici, da Napulello 87, mamma Osimhen, mamma Rocan, e questo è l'attaccante che vogliamo, profondità. È vero che vai ogni tanto in fuorigioco, ogni 3x2 sta in fuorigioco, ma quando poi riesce a prendere palla ed è in linea, si brucia la difesa avversaria. Che gol fa e che pallone gli mette Di Lorenzo sul primo gol, perché bellissimo il primo gol, ragazzi. Nasce tutto da Politano che vede con la punta dell'occhio Di Lorenzo in corsa, cross in mezzo, Zelinski che gol fa. Poi il secondo gol Osimhen in profondità, sempre su un pallone di Zelinski che dopo aver fatto gol gli fa un assist della Madonna, lo vede, gli dà il pallone filtrante sulla corsa e Osimhen castiga il portiere, ragazzi. Ma Osimhen già inizio partita aveva fatto un bel tiro che va di poco fuori, ragazzi, una potenza. Oggi Osimhen, tanta roba, voglio. Abbiamo trovato l'attaccante, abbiamo ritrovato l'attaccante che ci è mancato nelle partite iniziali e questo sta facendo la differenza, perché così è. Dem Zelinski, quantità e qualità a centrocampo e alla tre quarti. Fabian Ruiz, buona partita, ma ti aspetti di più da Fabian, che anche nell'ultimo passaggio sbaglia qualcosina dove poteva mettere Zelinski in porta, però comunque buona partita anche di Fabian. In difesa Manolas e Rachmani, grandissima partita, veramente entrambi hanno fatto una grande partita. Peccato per il gol subito dove si sono persi a piccolo grande, ma che ce ne fosse un gol ci sta, ma ne abbiamo dati 4 allo Spezia. Abbiamo fatto veramente spezzatino, abbiamo tagliato a metà, abbiamo messo pure Spezia a coppa, già capite niente Spezia, ragazzi, mamma mia, qualità. Poi entra Lozano al posto di Politano e fa gol. Politano si era divorato un gol, ci siamo mangiati sempre 2 o 3 palle gol. Questa partita poteva finire 7-1, è finita 4-1 meritatamente. Ci hanno vendicato il risultato dell'andata, ingiustamente sconfitti per 2-1 dove avevamo creato 10 palle gol e abbiamo fatto solo un gol. Oggi abbiamo creato tanto, ma comunque 4 gol t'ammo tirato da porta, t'ammo fatto spezzati 4 gol, t'ammo spezzato in 2. Insigne non ha segnato, grande partita ad aiutare la fase difensiva, ragazzi, tutti bene. Lozano ha fatto il gol quando è entrato. Che devo dire? Che devo dire? Bello, siamo momentaneamente secondi in classifica. Ovviamente deve giocare Juve-Milan domani sera nel posticipo, dovrà giocare anche l'Atalanta domani, non mi ricordo che partita c'ha, comunque c'ha da giocare anche l'Atalanta. Insomma, godiamoci il momento, ragazzi, e avanti così, avanti che palla, così, con Gattuso che urla sempre nonostante 3-1, e io sono con lui, sono con la squadra, io ci credo fino all'ultima partita. Voglio, gli ammannazza così, facimmolo male, schiattammo la capa. E con questo è tutto, ragazzi. Fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace, ma soprattutto, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale di Napolello 87. Spezzatina, t'abbiamo fatto insieme ai Spez, rinda la padellina. Invece un Napoli è forte, e a più forte Romun, come dice Napolello 87. E con questo è tutto. Buonasera a tutti, amici, da Napolello 87, e come sempre voglio forza Napolese.